alla famiglia del cooperante veneziano Alberto Trentini, fermato dalle autorità venezuelane. Lo scorso 15 novembre i familiari lanciano un appello, il governo italiano intervenga. Potrebbe essere doloso l'incendio scoppiato nel magazzino al piano terra di un condominio di Mestre. Evacuate le famiglie dei piani superiori, stanno indagando le forze dell'ordine. Quarantenne di Mestre a processo per stalking, ha inviato all'ex moglie messaggi audio intimidatori in vista dell'udienza per la separazione, lei lo ha denunciato. È stato arrestato anche il secondo aggressore del barista pestato nel suo locale di Selvazzano, le condizioni del giovane rimangono gravi. A Palazzo Balbi il presidente del Veneto Luca Zaia è tornato a parlare di elezioni regionali e terzo mandato. Inaccettabile le decisioni calate dall'alto e da chi da 30 anni è in Parlamento, ha detto il governatore. Scontro sui plateatici riscaldati a Venezia. L'assessore al commercio Costalunga rassicura i cittadini, annuncia stiamo lavorando per trovare soluzioni. Il comune di Venezia potenzia il piano di assistenza in strada, visto il brusco abbassamento delle temperature. Sono già 200 le persone a cui è stato prestato soccorso. Il telegiornale di Venezia, buonasera, ben ritrovati in diretta come sempre. Si parte questa sera con il sondaggio che vi propone Ring e si torna a parlare di politica, tensioni nel centro-destra. Deve essere Zaia ad indicare il suo erede? Questa è la domanda che vi poniamo e come sempre vi diamo gli estremi per poter votare. La chiamata è gratuita e utilizzate i numeri che vedete apparire nello schermo per rispondere per il sì oppure per il no. Riportate a casa Alberto e l'appello al governo italiano arriva dai familiari di Alberto Trentini, cooperante veneziano, fermato il 15 novembre dalle autorità del Venezuela, di cui non si hanno più notizie. Neppure ambasciatore è riuscito a comunicare con lui nonostante plurimi tentativi. Trentini si trovava in Venezuela per una missione umanitaria con la ONG Humanity and Inclusion. Dalle scarse e informali informazioni ricevute sembrerebbe che pochi giorni dopo il fermo Alberto sia stato trasferito a Caracas e ad oggi si trovi in una struttura di detenzione senza che gli sia mai stata contestata formalmente nessuna imputazione. Dunque Alberto Trentini fermato il 15 novembre scorso. Ancora la cronaca con il quarantenne di Mestre a processo per stalking, ha inviato all'ex moglie prima dell'udienza dei messaggi audio intimidatori. Devo farti soffrire, questo è il mio scopo finché non muoio e finché non mi mettono in galera. Diglielo a tutti che questo è il mio scopo, farti soffrire, farti piangere. Guarda che so trio arrivar, mi te copo de pugni. Sono solo alcuni dei tanti messaggi audio che un quarantenne mestrino inviava all'ex moglie in vista dell'udienza di separazione. Minacce continue a partire dal febbraio 2024 che avevano indotto la donna a presentare denuncia e la procura ad aprire un fascicolo per atti persecutori. Con la procedura del codice rosso il quarantenne è stato arrestato e portato in carcere a maggio. Dopo qualche settimana però il suo legale era riuscito ad ottenere un ridimensionamento della misura cautelare, facendo uscire lo stalker di galera ma con il braccialetto elettronico alla caviglia e naturalmente col divieto di avvicinarsi all'ex moglie. Il 13 gennaio nell'udienza per il rinvio a giudizio è stato deciso che il quarantenne andrà a processo per aver violato l'articolo 612 bis del codice, atti persecutori e stalking. Sono molti i messaggi audio intimidatori riassunti nel capo di imputazione inviati alla vittima. È la volta buona che vado in galera per qualcosa e questa non è una minaccia ma una promessa. Se mi arriva una carta vengo lì e te la faccio mangiare. Mi picchetto davanti al tuo lavoro e tutti i giorni avrai una pattuglia dei carabinieri. E ancora. Sono arrivato al punto di farti stare male, proprio di farti stare male in tutto e per tutto. Infine. Preparati alla terza guerra mondiale. Ti vengo a beccare da sola e dopo voglio vedere. Momenti di paura questa mattina verso le 13 nelle case del quartiere San Teodoro a Mestre, dove è scoppiato un incendio. I residenti hanno chiamato i vigili del fuoco perché usciva del fumo da un'abitazione con 2 autopompe e un'autobotte. Sono intervenuti domando le fiamme in poco tempo. Sarebbe partito tutto da un garage con vecchi oggetti. Sono in corso accertamenti per capire se possa essere stato doloso. Una signora è stata soccorsa dal 118 perché aveva inalato del fumo, ma è fuori pericolo. Sul posto anche gli agenti della polizia locale. È stato arrestato anche il secondo aggressore del barista pestato nel suo locale di Selvazzano, le cui condizioni rimangono purtroppo molto gravi.
Un primo pugno scagliato con una forza inaudita, poi 2 aggressori escono e rientrano e scagliano un nuovo colpo che fa crollare il barista a terra. Nelle immagini delle telecamere interne del bar La Piazza di Tencarola, la violenza spietata dei 2 fratelli moldavi contrapposta ai modi gentili del barista cinese che li invita a non bere più. Anche il secondo aggressore è stato arrestato, il 42enne ricercato si è costituito, i carabinieri lo hanno rintracciato a Battaglia Terme all'interno di un distributore di benzina. Nelle scorse ore avevano controllato tutti gli amici e la rete di conoscenze e il 42enne alla fine si è consegnato spontaneamente insieme al fratello 32enne residente vicino a Chioggia. Nel frattempo il barista 27enne è ancora molto grave in ospedale, come ci racconta la sorella Chimera al telefono. Mio fratello ha una botta al cervello dentro a sinistra che crea un ematoma quindi cerebrale e ha detto che questa cosa non va bene e lui rimarrà addormentato per almeno 10 giorni, però oggi mi hanno chiamato di nuovo dicendo che il sanguinamento è peggiorato e quindi lo hanno trasferito di nuovo, però questa volta in neurochirurgico e adesso penso che il fratello sia in sala operatoria. Fondamentali le prossime ore e i prossimi giorni per il giovane Ken, da tutti conosciuti come Marco. È stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Tutto il quartiere è in apprensione per lui. È un ragazzo bravissimo, dolcissimo, disponibile. Lavorava tutto il giorno, disponibile con il cliente, umile. Queste cose succedono sempre ai buoni. Non dovrebbero succedere neanche agli altri, però proprio a lui, una persona veramente molto umile, molto umile, bravissimo, educato, sempre sorridente, cioè non doveva succedere una cosa di questa. Marco è stato aggredito perché si è rifiutato di servire da bere ai 2 clienti arrivati nel suo bar già alterati dall'alcol e con atteggiamenti aggressivi anche nei confronti degli altri avventori. Io ringrazio veramente a tutti i clienti, anche ai vicini che ci hanno aiutato tanto, hanno chiamato l'ambulanza, anche i carabinieri e hanno cercato anche di separare il fratello da quei 2 aggressori. Continua la lotta ai borseggiatori. Domenica gli agenti della polizia locale in Borghese hanno arrestato 5 donne a Venezia. Stavano osservando i turisti e gli imbarcaderi dei vaporetti e dopo averle monitorate per un po' le hanno identificate attraverso la banca dati delle forze di polizia, scoprendo che 3 di loro di nazionalità bosniaco-croata avevano violato il foglio di via del questore di Venezia di allontanamento dal territorio. Dunque sono state denunciate. Altre 2 sono state invece fermate con le mani nel sacco mentre tentavano di sfilare il portafoglio dallo zaino di una famiglia di turisti brasiliani. Accompagnate al comando sono state identificate una maggiorenne e l'altra no. La più grande è stata denunciata. E c'è la politica ora stamane al Punto Stampa. Palazzo Balbi, il presidente, è tornato a parlare delle prossime regionali e della questione del terzo mandato. Inaccettabile, decisioni calate dall'alto e da chi da 30 anni è in Parlamento, ha detto il governatore, che pare sia pronto a ricandidarsi in solitaria. Penso che se prima vengono i Veneti è giusto che i Veneti non abbiano nulla calato dall'alto. Elezioni regionali, sulla scelta del prossimo candidato alla guida del Veneto, Luca Zaia ribadisce il no a decisioni calati dall'alto, a prescindere dalla volontà dei veneti che, dice, continuano a chiedere a gran voce la mia ricandidatura. E qui si torna alla questione del terzo mandato. È inaccettabile, questo ve lo voglio sottolineare, che si dica che si bloccano i mandati a degli amministratori che sono eletti direttamente dal popolo, perché altrimenti si creano centri di potere, ma soprattutto ancora più inaccettabile, stucchevole per non usare altri termini più duri, che poi rischierebbe di fare il giro d'Italia, che la lezione venga da bocche che sono da 30 anni sfamati dal Parlamento. In ballo c'è ancora la sentenza della Corte Costituzionale rispetto alla legge della Campania sul terzo mandato. Se c'è lo sblocco dei mandati è innegabile che mi ricandiderei, anche perché darei risposta ai tanti cittadini che mi chiedono di farlo. Legittime le aspirazioni di tutti alla guida del Veneto, ribadisce il governatore, ma va tenuto in considerazione quanto fatto fino ad ora. Sinceramente che Fratelli d'Italia chieda di aver parte in questa partita piuttosto che la chieda a Forza Italia o qualcun altro, non lo trovo un reato di lesa maestà, piuttosto è capire quale sarà il punto di caduta. Nel senso che penso che noi abbiamo dimostrato in questi anni di aver governato bene questa regione
altrimenti qualcuno dica che non è stata governata bene, ma allora vuol dire che le strade si separano. E se le strade si separano, Zaia è pronto a ricandidarsi anche in solitaria. Giorno dopo giorno vedremo quale sarà l'evoluzione di tutta questa corsa. Ne ho fatte ancora corse in solitaria, corse nel centrodestra. È ovvio che noi speriamo di fare una corsa unitaria, però è fondamentale che ci siano dei presupposti per farla bene. Elezioni regionali, futuro candidato del centrodestra al centro del dibattito politico ieri sera a Ringa. Ascoltate. Non succederà assolutamente nessuno strappo e si troverà una quadra fra le 6 regioni al voto, la città di Venezia e gli altri comuni capoluogo che andranno a votare quasi in concomitanza con le regionali. Quindi adesso possono esserci schermaglie, fughe in avanti e quant'altro, ma poi alla fine ci sarà una mediazione nazionale come c'è sempre stata. Serafico, il coordinatore degli azzurri, sulla volontà che i leghisti veneti continuano a ribadire, pronti a correre da soli se il candidato alla presidenza non sarà della Lega. Discussione inutile secondo Tosi, perché alla fine le decisioni verranno prese a livello nazionale e se verrà deciso che spetta a Forza Italia, il candidato sarà proprio lui, l'ex sindaco di Verona. Si accende il dibattito a Ring con Roberto Marcato che rimarca la volontà dei veneti prendendo le distanze dai forzisti. Loro hanno una visione, ripeto, per quanto mi riguarda, una visione della politica vecchia del secolo scorso, dove la Roma si mette là e riempie le caselle secondo delle logiche nazionali. Io sono convinto che non debba essere così. Poi avrà ragione Flavio Tosi, per quanto mi riguarda da leghista sarà una sconfitta, un fallimento. Io immagino che la politica dei prossimi anni, la politica nazionale deve essere la sintesi delle volontà territoriali. La volontà di una regione è sacrosanta. Posizione appoggiata o meno dai vertici del partito. Ecco che si apre la discussione sulle parole del segretario della Liga Stefani, che, tirato per la giacchetta, invia in diretta una nota chiarificatrice. Qualora il tavolo di centrodestra non trovasse la quadra su un candidato espressione del partito, scrive Stefani, noi percepiamo che la cosa giusta sia quella di correre da soli. Siamo già al lavoro su liste di partito e liste civiche. Difficile pensare che Salvini, del quale Stefani è vice al federale, non condivida questa posizione. La Liga tira la corda, ma si arriverà allo strappo nel centrodestra. Fratelli d'Italia, dopo il successo elettorale alle politiche e alle europee, rivendica la guida della regione, ma alla fine i meloniani saranno disposti a cedere il Veneto, magari con altre contropartite nello scacchiere nazionale? Diplomatica la risposta di Elena Donazzan, l'ex assessora volata in Europa, che non ha mai fatto mistero delle sue ambizioni su Palazzo Balbi. L'approccio corretto invece è quello di dire, in una quadro nazionale di tenuta della coalizione, non vorrei il tocca a me, tocca a te, ma insomma l'equilibrio poi è anche una sintesi di questo, senza volerla banalizzare, dove però si deve mettere come priorità la tenuta della coalizione. La tenuta dell'alleanza si fa anche con un po' di generosità e capacità di fare sintesi. Vuol dire rinunciare a priori perché qualcuno punta i pugni? No, io spero appunto che questo rapporto non sia un rapporto di forza, ma sia un rapporto di lealtà nella coalizione. Interessante in quest'ottica l'esito finale del sondaggio di Ring. Lega e lista Zaia possono vincere da soli la domanda? Ebbene, il 56% degli oltre 6.800 telespettatori ha risposto no. La sanità nell'ultimo biennio cresciute del 13% le richieste di prestazioni nei vari ambiti della sanità veneta. Secondo il focus regionale, con i dati del 2024, è il numero più alto mai registrato. Nel 2024 sono aumentate sia in numeri assoluti che in percentuale tutte le prestazioni dei vari ambiti di cura della sanità veneta. Il focus regionale sui dati dell'anno scorso segnala 14.569.000 richieste di prestazione, un numero salito in un biennio del 13%. Raffrontando il 2024 con il 2022 spiccano gli aumenti del 7% per gli interventi chirurgici, del 4% per i ricoveri, del 22% per gli interventi del SUEM, del 13% per la richiesta di prestazioni, dell'8% per la specialistica ambulatoriale complessa. Sul fronte liste d'attesa, rispetto al periodo del Covid, quando si accumularono 500.000 attese, sono state azzerate le urgenze e le prestazioni a 10 giorni, mentre nella fascia D si è passati da 82.000 a circa 10.000 galleggiamenti. Nei pronto
soccorso rimangono alte le percentuali di accessi di codici bianchi e verdi considerabili impropri, che assieme superano il 70% del totale. Il sistema peraltro ha retto nonostante la perdurante carenza di camici bianchi. Nel 2024 sono stati messi a bando 746 posti, riuscendo ad assumere soltanto 184 medici. Firmato oggi alla direzione del lavoro della Regione del Veneto l'accordo sulla cassa integrazione straordinaria per la Speedline. Siamo a Santa Maria di Sala, questo potrà dare luogo all'avvio del procedimento INPS per il pagamento del trattamento economico comprensivo di tutti gli arretrati dovuti a partire dal 19 ottobre del 2024. In un raggio di appena 150 metri nella sede del Comune di Venezia ci sono una settantina di locazioni turistiche, delle quali quasi il 20% non espone il codice identificativo obbligatorio. La denuncia del collettivo per la residenzialità Occio. Dal 1 gennaio per gli appartamenti in affitto breve o locazione turistica che dir si voglia è obbligatorio il CIN, vale a dire il codice identificativo nazionale. Per verificare a che punto sia l'applicazione della legge, Occio, il collettivo di abitanti e ricercatori per la casa e la residenzialità a Venezia, ha puntato un immaginario compasso su Cafarsetti, tracciando attorno alla sede del Consiglio Comunale un cerchio dal raggio di appena 150 metri su cui concentrare la ricerca. Il CIN è presente nel 52% delle locazioni. Poi noi non sappiamo esattamente quanti di questi abbiano, quanti dei 48% restanti non ce l'abbiano proprio, oppure non l'abbiano semplicemente esposto. Tutte le locazioni turistiche, ma non solo, tutte le strutture ricettive devono esporlo al loro ingresso. Se no? Se no ci sono delle sanzioni. La semplice non esposizione va da 500 a 5.000 euro, dipende dalla dimensione della struttura, mentre se uno proprio non ce l'ha va dagli 800 agli 8.000 euro. In pieno periodo Covid, il 20 marzo 2020, l'ordinanza della Regione che consentiva di uscire non oltre i 200 metri da casa era stata reputata molto severa. In questo caso l'area dell'indagine è ancora più piccola e una parte, oltretutto, è occupata dal Canal Grande. Abbiamo ipotizzato che delle 33 strutture che non ce l'hanno, 22 si fossero semplicemente dimenticate di affiggerlo, mentre le altre 11 non ce l'avessero. E su questa base abbiamo calcolato che il comune poteva fare 19.800 euro, mi sembra, come minimo di solamente nel raggio di 150 metri. Esatto, senza neanche praticamente uscire di casa. Già nel 2019 in Veneto è tra l'altro obbligatorio il CIR, codice identificativo regionale. Nell'area dell'indagine, sostiene Occio, il CIR è esposto nel 27,1% del campione. L'11,4% espone sia CIN che CIR, il 18,5% non espone né l'uno né l'altro. Scontro sui plateatici riscaldati a Venezia. L'assessore Costalonga rassicura i cittadini, annuncia: stiamo lavorando per trovare delle soluzioni. Ci preoccupano le stufette elettriche. Ci sono delle stufette in tantissimi locali, bar e ristoranti, appese sotto agli ombrelloni o in vicinanza a tendoni di plastica che non sarebbero regolamentati, con i cavi che penzolano sui piatti dei turisti, e la new entry ancora sono delle lampade a raggi infrarossi che vengono puntate sui tavoli dei clienti e che ci stiamo informando, ma sembra che facciano anche molto male alla salute. La scorsa settimana il Comitato Danni da Movida esprimeva ai nostri microfoni preoccupazione per i sistemi di riscaldamento utilizzati in molti plateatici veneziani. Una questione annosa su cui però l'amministrazione sta lavorando. Intanto voglio tranquillizzarli perché il problema non esiste. Il problema di sicurezza legato alle lampade elettriche sono tutte lampade che sono certificate e quindi attualmente il regolamento lo permette a qualsiasi privato di mettersi nel proprio giardino una lampada riscaldata elettrica. A Venezia c'è il problema della paesaggistica, che nel suolo pubblico appunto la sovrintendenza per ora non ha dato l'autorizzazione a mettere queste lampade perché i fili volanti o insomma potrebbero deturpare il paesaggio, e quindi stiamo lavorando per cercare di capire se troviamo delle soluzioni diciamo innovative per poter dare la possibilità alle attività di inserire queste lampade riscaldanti, di riscaldare i propri plateatici che pagano al comune tutto l'anno e che possono essere appunto visibilmente insomma
abbastanza decorosi. Diversa la situazione in terraferma. Abbiamo anche avuto l'autorizzazione da parte dei pompieri di poter, attraverso una certificazione che viene richiesta da un professionista, di poter utilizzare anche i riscaldanti a gas a Venezia, mentre a Venezia appunto le fiamme libere non sono possibili, sono vietate. La notizia di servizio, Poste Italiane comunica che la sede centrale di Piazzale Donatore di Sangue a Mestre rimarrà aperta fino alle 13:35 di venerdì 17 per consentire l'avvio delle operazioni di trasloco di attrezzature e macchinari nella nuova sede di via Einaudi. Durante il periodo degli interventi saranno potenziati gli altri uffici postali, via Carossa e via Premuda. Emergenza freddo, il piano di assistenza del comune è potenziato. Vediamo come. Già da un mese e mezzo gli operatori dei servizi sociali del comune sono mobilitati in forze per costruire una rete di aiuto per chi vive in strada situazioni di marginalità e difficoltà anche temporanea, ma in questi giorni, con il brusco abbassamento delle temperature e l'arrivo del generale inverno, i servizi sono stati potenziati sia in centro storico che in terraferma. Sono notti di grande lavoro. Queste le parole dell'assessore alla coesione sociale del comune Simone Venturini. Un piano che prevede appunto il contatto su strada, l'offerta di qualcosa di caldo, di vestiario, di coperte calde e dall'altra parte la possibilità di essere accolti o accompagnati presso i dormitori della Casa dell'Ospitalità che appunto ospitano circa 45 persone a notte in una rete anche di solidarietà col territorio. Non tutti accettano l'aiuto, sono già state comunque sostenute circa 200 persone e il numero è destinato a crescere ancora. Tutto l'anno i nostri operatori sono su strada per valutare, gestire, accompagnare e anche lavorare per il riscatto di queste persone. Non offriamo solo un letto, un pasto caldo, offriamo loro anche la possibilità di intraprendere un percorso che porta alcune di queste persone a uscire dalla strada e fare appunto un sentiero accompagnati da noi verso anche l'autonomia lavorativa e l'autonomia abitativa. Il collegamento People Mover tra Piazzale Roma e Tronchetto si ferma per 20 giorni dal 20 di gennaio al 9 febbraio per interventi di manutenzione programmata a 15 anni dall'apertura dell'impianto. Nel periodo di sospensione gli utenti potranno accedere al servizio di navigazione di linea 2 e linea N con il biglietto automobilistico da €1,50. Negli approdi di Piazzale Roma, Tronchetto Mercato e Tronchetto limitatamente alla percorrenza inclusa. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Ora c'è il meteo. Arrivederci.